L'Ufficio europeo per la lotta antifrode stima che la corruzione costi all'economia dell'Unione almeno 120 miliardi di euro. Per indice di corruzione l'Italia si posiziona al secondo posto della classifica comunitaria, preceduta solo dalla Bulgaria. I dati sono stati diffusi nel corso di un convegno sul tema organizzato a Vicenza dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Sergio Berlato e moderato dal direttore di Rete Veneta Luigi Bacialli. Noi abbiamo presentato come Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale un progetto di legge nazionale per fornire ulteriori strumenti alle forze dell'ordine per fare in modo da poter contrastare efficacemente questa orrenda piaga che è la corruzione nella pubblica amministrazione. Il progetto di legge introduce la figura del cosiddetto agente provocatore, la cui attività è finalizzata a verificare la propensione del pubblico amministratore a farsi corrompere. Agenti sotto copertura, preventivamente autorizzati dalle procure, che vanno a verificare il livello di corruttibilità degli eletti politici oppure dei funzionari. Nel caso in cui, offrendo loro mazzette, questi funzionari o eletti le accettino, vengono arrestati immediatamente da parte delle forze di polizia. Lo scandalo del Mose ha provato che il Veneto è tutt'altro che immune da questo cancro, argomenta Berlato, ma la stessa vicenda ha dimostrato anche che è possibile sconfiggere il sistema della corruzione, che non esistono intoccabili e invulnerabili.